Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video dello spettacolo calciomercato Batman Napoletano. Come state? Tutto bene? Allora, questo qui è il primo video di giornata dove parleremo di due notizie. Allora, la prima, non proprio due notizie, solo una e poi la classifica della serie alla giornata, alla 11ª giornata. Allora, nella prima notizia, la notizia che vi porterò oggi, che riguarda il calciomercato, è quello dell'esonero di Ivan Juric dall'Atalanta. Come detto ieri sera, ehm, pensavo che questo è accaduto, che l'Atalanta esonerasse Ivan Juric oggi nella pausa delle nazionali. In teoria già siamo entrati nella pausa nazionale, però vabbè. Ehm, quindi pensavo la pausa nazionale ovviamente si intende tra magari nel weekend, da giovedì a domenica, questo è. Però vabbè, è stato preso, è stato confermato come allenatore Raffaele Palladino, che allenerà si siederà sulla panchina dell'Atalanta per diciamo da oggi, cioè dalla prossima partita con il Napoli. Comunque voglio occhio per il Napoli, c'è ammazza cotto perché ora che l'Atalanta ha preso Palladino, c'è ammazza cotto veramente, voglio c'è ammazza cotto perché sennò qua pur dirmi una partita. Però vabbè. Allora, vabbè, partiamo con la classifica dalla 20ª posizione della Serie A. Fiorentina quinta, cioè scusate, mi sono confuso, Fiorentina ultima a 5 punti. Verona 19esimo con 6 punti e Cremonese, scusate, a 7 punti. E poi voglio che ci pensano, la Fiorentina, cioè sta solo lei, ultima. Cioè, dici tu, vabbè, io sto a pari punti col Verona, con la Cremonese. No, scusate, la Cremonese, mi sono sbagliato. Era il Genoa, scusate ragazzi, mi sono confuso, ho avuto un attimo di defiance. La Cremonese sta più sopra. Però vabbè. Allora, lo dici tu, la Fiorentina, vabbè, sto a pari punti con il Verona a 6 oppure a 7 col Genoa. Però sta a 5 punti, guagliù, non ha totalizzato neanche una vittoria. Questa giornata l'ha pareggiata. Cioè, guagliù, ma di che cosa stiamo a parlare? Cioè, sto scioccato questa Fiorentina. Spero per i tifosi della Fiorentina che visto che è venuto un nuovo allenatore, ora non ricordo chi è, ehm, si risvegli un po', però veramente sta da dare uno schiaffo morale e deve iniziare a vincere, perché sennò qua va a finire che la ritroviamo in vita un punto in bianco, però va bene. Poi abbiamo il 17ª posizionata il Parma che ha totalizzato fino adesso 8 punti, quindi 3 punti in più rispetto alla Fiorentina, 2 in più rispetto al Verona e 1 in più rispetto al Genoa. Poi abbiamo il Pisa, Pisa a 9 punti, 16esimo in classifica, Lecce che rispetto alle scorse giornate si è ripreso, perché se non mi sbaglio qualche giornata fa stava tipo 17esima. Poi tipo all'inizio del campionato fino alla quinta, sesta giornata più o meno stava addirittura penultima, però diciamo si è ripresa un po' e, ed è 15esima. Poi abbiamo Cagliari, 14esima, con 10 punti, a pari punti con Lecce. Atalanta, 13esima, parte testa della classifica con 13 punti e lo ribadisco, voglio Atalanta che appunto come ho detto inizio video ha cambiato allenatore e mo in teoria si dovrebbe dare una gioiata, però voglio
a prescindere da chi hai in panchina ad allenare, hai dei giocatori buoni come la Fiorentina, però metti caso Lukman, Carnesecchi anche e molti altri, vogliamo mettere De Ron, mettiamo anche De Ron. Però tu non puoi cioè non puoi con questi giocatori arrivare tredicesima. Va bene, se ne è andato alle Tegui, però hai uno Scamacca, hai uno Kristiovic, vabbè, non lo vorrei mettere perché non è proprio davanti, però i calciatori tu ce li hai. Ce li hai almeno per l'Europa League, tu ce li hai giocatori, non è dici, vabbè, io non ho i giocatori, quindi è normale, però tu ce l'hai i giocatori e sono minimo da quinta posizione, però vabbè. Poi abbiamo la dodicesima Torino, 14 punti, undicesima Cremonese, 14 punti. Fino a un paio di giornate fa c'era la Cremonese, era nona se non sbaglio, però poi non è riuscita a vincere se non sbaglio, non mi ricordo se ha vinto o persa, forse ha pure pareggiato, sì ha pareggiato e, e quindi è a pari punti col Torino. Poi abbiamo Udinese a metà classifica, decimo, a 15 punti, ci può stare per l'Udinese. Atalanta, scusate, Lazio a 15 punti. Sassuolo, che lo ribadisco, se il Sassuolo continua così, il Sassuolo sta giocando meglio del Napoli a livello di calcio. C'è una squadra appena promossa che arriva ottava. Cioè, dai, è raro. Cioè, vediamo tutte le altre promosse, Pisa, sedicesimo. Vabbè, Cremonese pure sta facendo una mezza impresa, però è sempre undicesimo. Però, vabbè. Poi abbiamo fuori dall'Europa il Como che si deve dare una svegliata, deve ritornare il Como prima, cioè deve ritornare il Como di inizio stagione, delle prime 8-9 giornate, che pazzi, segniamo sempre e tutto. Se no la vedo, ehm, ce la vedo dura arrivare tra le prime 10, eh. Il Como voleva arrivare almeno in Europa League, scusate, in Conference, però secondo me di questo passo non ce la fai. È vero che sei ad un punto dalla Conference, però cioè, devi migliorare, secondo me, bisogna migliorare. Allora, poi Juventus sedicesima, no, sedicesima, scusate, sesta a 19 punti, zona Europa League, Conference League. Juventus con Spalletti sta facendo un po' meglio, però da inizio stagione che fa un poco settima, un poco sesta, qualche volta pure ottava, però è stato raro in questo inizio di stagione. Poi Bologna ha 21 punti, quinta classificata. Bologna che vince la partita contro il Napoli ieri per 2-0. Sta migliorando il Bologna rispetto all'anno scorso che è arrivata tipo nono. Ora non vorrei dire una scemità, però dovrebbe essere nono. Poi abbiamo il Napoli, quarto, con 22 punti. Cioè, per la sconfitta che tu hai fatto ieri contro il Bologna, tu sei arrivato giusto in Champions League. A un punto dalla Bologna che ha 21 punti e sei in Europa League. Cioè, se tu mo perdi la prossima contro l'Atalanta e il Bologna vince, e anche il Milan perde, il Bologna si ritrova terzo. Il Bologna si ritrova terzo. Milan quarto e Napoli quinto. Cioè, Conte incomincia a giocare come sai. Se no,
Però una cosa che non mi ricordo se ve l'ho detta ieri nella post partita, che il Napoli, sì, cioè la dirigenza del Napoli dovrebbe rincontrarsi dopo un recente incontro fatto in estate per parlare del mercato estivo e per parlare dell'andamento della squadra. Però vabbè. Terzo Milan, 22 punti. Roma che ha vinto la scorsa partita che si trova seconda, 24 punti, pari punti con l'Inter che anche essa ha vinto e ha 24 punti come detto. Vabbè ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate like e fate girare il canale e iscrivetevi anche voi che state guardando il contenuto senza essere iscritti, mi raccomando, ciao!